commissario, avete letto tutto quello che ho saputo sull'ispettore di dogana? Ho letto. Cose dell'altro mondo. Proprio? Ma dico lei è sicuro? Come? Io ho parlato col portiere. Hai capito? L'ispettore Mastrillo, integerrimo funzionario di dogana a 150.000 lire al mese. Appartamento, attico, superattico, 10 stanze, argenteria, mobili antichi. Maggiordomo, 2 cameriere, dottore. 4 boutique. Proprio. 3 per la moglie e 1 per l'amica che lo chiama pipì. Pipì, Io non capisco come fa a fare tutto ciò con 150.000 lire al mese. Beh, veramente il portiere mi ha detto che so che lui vince spesso a Totocalcio, sì, che ha trovato un sistema, lo chiama sistema, lo chiama. Sistema. Avanti! Signor commissario, c'è il dottor Mastrillo. Dottore. Casca come il calcio sui maccheroni. Fai entrare! C'è come? Permesso? Prego! Disturba? Oh, ma che disturbo! Se devono parlare di cose allora io posso aspettare. Parliamo di cose d'ufficio. Cose d'ufficio. Come sta, dottore? Ma che piacere. Di sabato tira una satira al dottore. Ma accomodate, dove sta piacere? Grazie a te. Prego. Grazie, dottore, Che grazie. piacere. Ha visto che cosa le ho portate? No. Che è un altro bittello. No, allora, sono quelle cose che... No, quelle... Ah, ho capito. Ma guarda un po' che attenzione gentile che lei ha avuto. Ma lo Dove? sai, queste cose a me mi commuovono. C'è ancora della gente che ha dei pensierini, ma neanche un fratello avrebbe fatto una cosa No, simile. dico nemmeno per scherzo, per carità. Grazie. Ci siamo conosciuti in queste strane circostanze che però mi hanno fatto capire tante cose, per cui io non posso mai permettere che un impiegato come lei... Impiegato? No. Un impiegato dello Stato... Ah, impiegato, sì. paghi una multa di 37.000 lire. Io ne sono riconoscente e grato, ecco. È dovere mio, per carità. Lei vive come me, sì. arrotondando. Ma lei arrotonda molto bene, però. Lei arrotonda molto bene. Quella casa, servitù, maggiordomo, la Cadillac. 4 bottighe. 4. E l'amichetta. Amichette. C'è cosa crede, dottore? C'è cosa crede lei? Che io sono felice? No. Io sono un disgraziato. Con chi me la dovrei prendere? È il feto che ha voluto così. Il fato? Sì. Oramai mi trovo in queste circostanze. Sono 10 stanze, dottore. E devo mantenere per forza questo tenore. Ah, sì? Ah, lei oltretutto mantiene anche un tenore. No, cosa capite, dottore? Tenore? Questo tenore di vita che sto mantenendo. Scusi, tenore di vita, ho capito. È un lo so. disastro, caro dottore. E lei si lamenta, eh? Lei si lamenta. E io la invidio. Caro Mastrillo, lei permette che la chiamo Mastrillo? Per carità, sono onorevole. Grazie. Caro Mastrillo, magari potessi conoscere quel sistema io. Manderei il tenore, la prima donna, la soprano, il baritono, il basso, tutta l'opera. Ma di quale sistema parlo? Del Totocalcio? Chiamiamolo Totocalcio. Come? Come? Qua a Roma. Io ho delle amicizie, delle conoscenze, ho delle porte aperte, capite? No, ho capito, dicevo come, pure lei... Ah, sì. Non possiamo rimanere un po' a quattro occhi. Sì, Ma andiamo via, Cus. sì, ma... Cus! Ma no, dottore. Cus da voi non me l'aspettavo, prima. Ma Cus non è l'ufficio, ho sbagliato, lo devi di sabato. Oh, di sabato, io mi allontano pomeriggio col dottore. Se mi cercano torno subito. Prego, dottore, da questa parte. Ferme, brigati. Quando è antipatico quando parlo, Entri. E c'è cosa fa? Mi porta a parlare nel gabinetto. Stia zitto, questo è l'unico posto tranquillo. Gli uffici sono pieni di gente, si sentirebbero, non si poteva parlare liberamente. Vabbè. Segga. No, posso parlare in piedi. Segga, meglio seduto. Senta un po', mi dica, il suo sistema com'è? No, tutto il sistema, quello del Totocalcio. Totocalcio, me lo dica su, io ho capito tutto. E voglio entrare nel suo affare, in questo suo affare. E se non me lo dice, niente per me, niente per nessuno, faccio buttare per aria tutto. Com'è il suo sistema? Come fa a fregare i soldi alla dogana? Ma come ha fatto a capire? Mastri, nessuno è fesso. Come fa? Che le devo dire? Oramai sono stato scoperto, devo parlare. Però, che commissario in gamba. Modestamente. Beh, che le devo dire? Voglio solamente sperare di avere a che fare con un uomo comprensivo sì. e pratico, diciamolo. Mastri, vuoi sapere la verità? La verità? Io mi sono stufato a fare l'impiegato statale a 150.000 lire al mese. Sono stufo, non ne posso più, voglio evadere. Breve, Oh! capisco, breve.
Capisco benissimo, c'ha ragione. Però se ne è accorto troppo tardi, caro commissario. Che vuoi fare? Io no, io me ne sono accorto 4 anni fa. Meglio tardi che mai, va bene. Dunque, me lo vuoi dire com'è questo sistema di fregazione della dogana? È l'uovo di Colombo. L'uovo di Colombo? Sì. E dove si vede questo uovo di Colombo? Dalla Svizzera? Sì. Dalla Svizzera. Arrivano queste uova? No, arrivano gli orologi. Ah, orologi, vuoi chiamare? Mettiamo il caso, Sì. arriva una partita di orologi da Ginevra. Benissimo, benissimo. Io faccio la bolletta falsa, non la registro. E mi pappo le quattrini. Che bello! Che idea, oh. Ma che c'è il sale qui dentro? Modestamente. E c'hai qualche complice, qualcuno che copre, che... Solo. E ci sono offese ieri. Mi fa ridere. È bravo Mastrillo! Indovini un po', in 2 anni cosa mi sono pappato io? Che ne so? Indovini? È che sono il mago di Napoli, Mastrillo. Oh. 1 miliardo. E che te credevi che era? Cachera? Che te credevi che cosa era? Ah, che cos'era cachera? Sì. Ora, se in 2 anni mi sono pappato 1 miliardo, Sì. in 4 anni, io e te, permetti che ti dia dal tuo. Sì, dammi del tuo, signor. In 4 anni ti cerco la tua collaborazione di commissario Solert. Noi due apriamo una benca. Una benca? Mastrillo sarà a cena, benca popolare. Ah, banca popolare. Ci sei? Ci sono, qua la mano. Affare fatto. Affare fatto. Benissimo, andiamo. Aspetta un momento, E ci fai, tiro la catena? No, devo fare la cosa mia. Pronto? 1, 2, 3, 4. Spantinato? Hai registrato? Fammi sentire. Indovini un po', in 2 anni cosa mi sono pappato io? Che ne so? Indovini? È che sono il mago di Napoli, Mastrillo. 1 miliardo. E che te credevi che era? Pipì, ci sei cascato. Hai fatto lo disco. Oh, Mastri, ma cosa ti credevi? Che io diventavo sul serio socio tuo? Oh, io sono un commissario onesto e integerrimo. A 150.000 al mese, ma sono un commissario. Spambinato! Ma mente! Hai capito come è andata a finire? Ho fatto la fine dell'ortolano. Gira la supposta e è finisciuto dietro a me. E tu cosa credevi? Cacchera! Via, al fresco.